Difficile parlare dopo Sabina. Beh, c'è una serie di cose che volevo, diciamo, scusami, mi hai emozionato. Ecco, una cosa era quella della didattica. Sabina ci ha fatto cenno come quella prima lezione alla quale io non ho partecipato perché ero, diciamo, in quell'epoca collega, quindi ognuno aveva la sua aula, quindi non... Però è un chiamare a responsabilità, cioè non trasferire. No? La didattica di Mariscotti non era quella di trasferire conoscenze che gli studenti dovevano assumere, imparare e riportare. La discussione è stata sempre una discussione del tipo tu cosa ne pensi, che è una di quelle cose che mette in crisi lo studente in maniera totale, no? Cioè cercare di mettere in crisi lo studente perché tiri fuori quello che lui ha dentro. Infatti tu hai detto una frase prima, la città dell'uomo degli uomini. Beh, per me sono due cose completamente diverse. Scusatemi, parlo da urbanista e quindi è chiaro che no. Allora, nella città dell'uomo io ho letto la città dello specifico, del singolo uomo, cioè la differenziazione tra gli uomini contro la standardizzazione dell'uomo, dei suoi bisogni e dei suoi elementi. Questo avviene con gli studenti e avviene con l'esperienza bellissima, stupenda, magnifica di Grandi Bertacchi, no? Avviene con Villa Flavia, la clinica di Roma, cioè l'individuo è un essere specifico, particolare, non è un essere massificato e standardizzato all'interno degli standard urbanistici. Scusatemi, siamo nel momento in cui l'Italia si muove con la standardizzazione edilizia, ma anche con la standardizzazione urbanistica. Abbiamo tutti bisogno delle stesse cose, quindi la risposta può essere appiattita, può essere data come risposta efficiente ed efficace, perché sappiamo come trattare il bisogno dell'uomo. Per Mariscotti questo non è. Mariscotti mette dentro i soggetti, chiama i soggetti, e questo lo troviamo in tutti quanti gli elementi. Nei centri sociali cooperativi, che nascono come fusioni di due tipi di cooperative, quella per l'edilizia e quella di consumo, sono gli operai che sono dentro. La bellissima immagine che c'è giù, due bellissime immagini che sono giù, che sono veramente emozionanti, delle mani, no? Che realizzano la città come le mani che hanno realizzato il centro dei Grandi Bertacchi, con diciamo, le discussioni interne, con quella diciamo, rottura dell'elemento di semplificazione che abbiamo portato in tutte le nostre discipline, invece cercando la complessità del vivere. Abitare, lo dicevi tu, lo arricchisco un po', è tutto il concetto, è tutto il vivere all'interno. Nei Grandi Bertacchi non c'è solo residenza, ma c'è l'ambulatorio, ma c'è il cinema, ma c'è la sala da ballo, ma c'è la biblioteca, ci sono tutti quanti questi elementi che fanno sì che quello sia un luogo complesso, non un luogo semplificato. No? Una deviazione su... anch'io non voglio parlare del passato perché purtroppo mi fa molto piacere che Mariscotti sia qua, ne sento un dolore per averlo perso, ok? Ma sono vicende universitarie perché sappiamo che l'università cammina in un modo per cui poi non ci si trova più a lavorare bene dentro. Quando abbiamo fatto le manifestazioni in memoria di Franco Mariscotti, abbiamo molto discusso con loro due su quale titolo dare, perché Mariscotti non è definibile. Mariscotti è una figura a tutto tondo, scomoda, in tutte quante le sue diciamo, manifestazioni è scomoda, rompe con Dio Tallevi perché Dio Tallevi si allinea con gli ACP, mentre lui è dentro il concetto dei centri cooperativi, cioè non della risposta dall'alto e della risposta standardizzata che l'edilizia popolare diciamo, andrà sottolineando, ma invece con la specificità del luogo, delle persone e la loro partecipazione diretta. Ecco, allora, quando abbiamo fatto queste serie di manifestazioni per il centenario della nascita di Franco, dove c'è stata l'inaugurazione del Museo delle Conchiglie a Valverde, dove c'è stata una menzione d'onore all'interno di facoltà, perché lui non era laureato, quindi
anche il cambiare tanto città, partner, eccetera, era perché era necessariamente assoggettato a qualcuno che firmasse, e per suo carattere, che non era assolutamente facile, no? Questi rapporti e queste relazioni spesso poi frequentemente si andavano rompendo. Come ha buttato fuori, no, detto a Levi, scusatemi, ma l'ha buttato fuori, ce l'hanno detto gli abitanti della Grandi Bertacchi, e così è successo con altri colleghi di studio. Porta lo studio, ha bisogno di un collega che firmi, il collega poi prende un po' di protagonismo e a questo punto deve essere buttato fuori. A Milano, nell'altro studio è successo. Esatto, tutto è sempre successo così, a parte tutta una serie di aspetti che non conosciamo, perché io sono convinta che a Catania ci siano altre opere, diciamo, progettate da Marescotti nei quali lui non compare proprio, tipo Spampinato per capirci, no? Che cosa abbiamo trovato quando abbiamo lavorato noi in questo archivio, no? Una sfida. La sfida è quella di far diventare la memoria, no, il portato, le idee, lo stimolo, gli schiaffoni di Franco Marescotti all'interno del nostro fare, del nostro continuare a fare. Allora, poco fa Maristella e poi anche in parte Sabina citavano la presenza all'interno del quartiere Librino. Ecco, noi per esempio abbiamo cercato di dare valore alle idee di Marescotti, non soltanto ai documenti, ma anche alle idee di Marescotti, mettendo a confronto, mettendo uno a fianco all'altro, no? Il Grandi Bertacchi realizzato come centro sociale cooperativo, con l'apporto, con il contributo, con le discussioni, con la complessità che Marescotti aveva impresso su quell'elemento, con Librino, progetto di Kenzo Tange, idea della città ordinata per semplificazione di funzioni. Due modelli, due elementi che poi ci hanno portato a discutere su che cosa, no, oggi possiamo fare, qual è oggi il profilo. Non è né l'uno né l'altro, non possiamo più pensare che gli operai la sera tornando in un posto vadano poi a lavorare, a costruirsi la loro casa all'interno di quel progetto, né possiamo pensare assolutamente, visto anche i risultati dell'edilizia popolare in gran parte d'Italia, dei quartieri di edilizia popolare, che quello sia un percorso da seguire. Ma si apre il dubbio, si apre il problema, ci mettiamo in crisi, no? E io credo che questo sia uno dei portati, un altro dei piani, no? Dei tanti piani che possiamo aprire, no? Sull'esperienza di Franco Marescotti, o su quello che Franco Marescotti ci può ancora dare oggi, anche come dubbi, problemi, impossibilità di standardizzare le risposte. Se non ci sono interventi dal pubblico, possiamo chiudere la magia di questo incontro con le emozioni che ci ha fatto dare Sabina. Grazie ancora a tutti voi, a presto. Spero di poter già anticipare che metteremo delle borse di studio nominandole a Franco Marescotti per poter lavorare su questo archivio. Grazie.